Daydream, anticipazione episodio 114. Jeanne e Sanem confusi riguardo il loro matrimonio. In una pausa del servizio fotografico dedicata agli sposi per conto di un cliente dell'agenzia, Sanem dice a Jeanne che spera che i suoi genitori non credano che si siano sposati per davvero, viste le foto inviate da Gégé e da Yann e da loro visionate. Jeanne le risponde che non è necessario sposarsi se non vuole. Sanem gli rivela che si trova in un momento di difficoltà perché ama scrivere e ora non riesce più a farlo. Jeanne le chiede se è colpa sua e lei conferma. Lui vorrebbe che andassero via da Istanbul, ma Sanem ribadisce che non vuole andare da nessuna parte, vuole stare lì, quindi Jeanne le assicura che non parlerà più di matrimonio. Sanem ammette di essere confusa, Jeanne le suggerisce di ascoltare il suo cuore. A casa Edin intanto si riuniscono le famiglie degli sposi. Mekibè in particolare pretende che venga chiesta ufficialmente la mano delle proprie figlie. Lei e Yuma ovviamente discutono animatamente e faticano a trovare dei punti di convergenza che alleggeriscono le due liste consegnate a Leila. Inevitabilmente le mamme sostengono le proprie usanze di famiglia. Emirre e Leila cercano di tranquillizzarsi e decidono di prendere una boccata d'aria fresca, proprio mentre Jeanne e Sanem giungono lì in auto. Vista la tensione, la ragazza suggerisce di preparare il caffè per tutti e Jeanne l'aiuta. Dopo che Sanem serve il caffè, accompagnato con dei dolci, Jeanne cerca di mediare e di portare la pace tra le loro famiglie, ma con risultati momentanei. Allora Sanem, presa dallo sconforto, si rifugia in camera sua, seguita da Jeanne, e i due riprendono la loro conversazione. Jeanne vuole che parli chiaramente, così lei gli dice che tutto è difficile a causa di Yuma e non vorrebbe altre difficoltà. Aggiunge che lui risolve i problemi di tutti, ma non riesce a risolvere i loro. Jeanne e Mirre si recano in ufficio e Mirre ringrazia il fratello per essere a suo fianco, perché non sa come avrebbe fatto senza di lui e vuole poi sapere se il loro padre Aziz andrà alle nozze. Jeanne gli risponde che non crede che il padre possa esserci e Mirre sospetta che sia a causa della presenza di Yuma, ma capisce anche che Jeanne gli sta nascondendo qualcosa. Infatti il fratello gli rivela che il padre non è andato in vacanza, ma a fare delle cure all'estero. Emirre rimane sconvolto perché il fratello non gli aveva detto nulla, ma Jeanne gli dice che il padre gli aveva chiesto di mantenere il segreto. Sanem si reca alla casa editrice. Ijit le dice che sembra infastidita da qualcosa. Lei gli conferma che la sua vita ora è un po' in subbuglio. Il ragazzo le racconta che in America sono interessati a pubblicare il suo libro. Sanem è emozionata e ovviamente felice. Capisce che non deve perdere tempo e lo stesso Ijit la sprona a iniziare a lavorare al più presto, concentrandosi senza distrazioni. In ufficio Emirre è arrabbiato per non aver saputo prima delle condizioni di salute del padre e aggiunge che ha bisogno di stare un po' da solo. Gégé coglie qualcosa sul discorso tra Jeanne e Mirre e comincia a pensare che Jeanne soffra di gravi problemi di salute. Inoltre lo trova pensieroso e allora cerca di rassicurarlo dicendogli che è al suo fianco e dovrebbero parlare perché sa che sta vivendo un momento difficile. Gégé va poi alla casa editrice e vedendo Jit e Sanem che si abbracciano urla sconvolto. Subito dopo si apparta con Sanem e le fa presente che quello non era un abbraccio amichevole, ma lei lo rassicura che semplicemente stava ringraziando il suo capo per averle dato la notizia che un agente in America sarebbe interessato al suo libro. Più tardi Jeanne giunge alla casa editrice e chiede a Sanem di poter parlare un po'. Lei gli vuole dare la grande notizia e gli racconta dell'offerta giunta dall'America. Jeanne sembra a disagio e Sanem glielo fa presente. Lui conferma che ciò dipende dalla presenza di Jit, che lo disturba. Aggiunge che è orgoglioso di lei e che sapeva già che avrebbe seguito i suoi sogni. Sanem è delusa perché Jeanne non si fida di lei e gli ricorda che invece lei si fidava quando doveva tollerare la presenza di Pauline, la sua ex ragazza, sempre attaccata a lui in ogni luogo. Jeanne di rimando le ricorda allora della questione del profumo di Fabry e del contratto da lei firmato a sua insaputa, ma lei ribadisce che l'aveva fatto per salvarlo. Nel frattempo Emirre confida a Leila la situazione di suo padre, così lei gli suggerisce di prendere il telefono e chiamarlo. Sanem invece si sente con Ayan e vuole raccontarle delle novità, ma la ragazza le comunica che si sta trasferendo da suo fratello Osman. Sanem rimane sconvolta e arrabbiata perché tutti la stanno lasciando da sola. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!